Dico che sui cervi mi pongo esattamente in mezzo tra le sacrosante rivendicazioni degli agricoltori che subiscono poi i danni da questa mandria di oltre 4.000 capi di cervi e non ultima anche la foresta che viene devastata e dall'altro la società civile, il mondo cosiddetto degli ambientalisti che chiede di non ammazzare 1.200 capi. Io penso che si debbano trovare altre soluzioni. Abbiamo tentato quella della narcosi, quindi di addormentare i cervi e regalarli a qualche parco, nessuno li vuole. E l'altra soluzione penso che sia quella ad esempio di avviare dei progetti di sterilizzazione chimica delle femmine in maniera tale che non si ingravidino più ad esempio. Dico semplicemente che ammazzare di fatto 1200 cervi significherebbe portare il Veneto tutti i riflettori del mondo sul Veneto e penso che andremo catalogati assieme a quelle comunità magari che ammazzano le balene o i delfini e quindi una regione turistica come il Veneto che ha circa 70 milioni di turisti non ci si può permettere una comunicazione negativa.